E ad Alzano Lombardo, davanti all'ospedale, il presidio dei familiari delle vittime della Valseriana che continuano a chiedere giustizia. Giulia Palmieri. Cartelli al collo e mascherine indosso, oggi come ogni sabato a venire. Davanti all'ospedale di Alzano, chi ha perso familiari o amici continua a chiedere giustizia. La verità è dovuta. È dovuta. Noi rimarremo qui fintanto che dietro alle nostre richieste non ci saranno dei nomi e delle facce. Siamo qui a protestare non contro i sanitari, contro i medici, ma contro politici e direttori sanitari, ATS compresa. Ci interessa inquadrare cosa è successo il 23 febbraio al pronto soccorso di Alzano. Il pronto soccorso che quella domenica, dopo l'accertamento dei primi casi di Covid-19, viene chiuso ed evacuato per poi riaprire appena 3 ore dopo. I familiari delle vittime del virus vogliono sapere chi abbia preso quelle decisioni, perché e secondo quali misure e protocolli di sicurezza, ma non solo. Codogno è stata chiusa, la Valle Seriana non è stata chiusa. Vogliamo capire perché e di chi è la responsabilità. Perché ad Alzano, Nembro e nei centri della Valseriana non sia scattata la zona rossa. Vogliono capirlo anche i magistrati di Bergamo che indagano per omicidio, lesioni ed epidemia colposi. E scendono a 416 nuovi casi, 100 meno di ieri, il terzo miglior dato dall'inizio del lockdown.